Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su F1 2013, Sakir, Bahrain, quarta tappa del mondiale, 25 gradi, tempo nuvoloso, e il buon Rosberg ha preso la pole, secondo Sebastiano, terzo Gigione, ma il Comandone è undicesimo ragazzi, una qualificazione devastante, e siamo davanti anche a pole di festa. Quindi ragazzi, essere sincero, sto provando le qualifiche anche miliardi di volte perché devo fare, cioè, per allenarmi, sicuramente ecco, sono dell'idea che in gara non ci sarà sul risultato, nel senso... rispetto alla MotoGP vado meglio in qualifica perché ho solo un giro, chiaramente non commentato, e magari su 50.000 giri uno buono ti viene, però il passo gara è il problema ragazzi, è proprio il passo gara che è un problema di questo gioco, è proprio difficilissimo, e poi le gomme sono qualcosa di obeso, cioè, adesso ho fatto con lo sviluppo della macchina il motore che si degrada di meno, c'è un degrado del 10% in meno, e niente, speriamo bene, sarebbe bello fare qualche altro punticino. Vai, quarta tappa del mondiale ragazzi, Bahrain. Andiamo. Partenza discreta ma non incredibile. Occhio. Sportellate con Massa. Massa dai, fuori dei coglioni. Quinto posto. Quinto posto abbastanza pulito. E adesso andiamo per la nostra gara difensiva. Tanti primi adesso scappano via chiaramente. Oddio, Massa ancora. Si è svegliato dopo adesso, Pippo Massa molto bene. Concentration. Concentration massimale. Le Ferrari sono proprio dietro, no? Avere le Ferrari dietro non è una cosa bella, eh. Quinto posto incredibile comunque. Madonna che curva, presa malissimo. Sono troppo nervoso in gara. È un comandone che sente la pressione ragazzi. Perché il primo giro è completato, ne mancano solo 14. Mancano solo 14 giri. Oh, c'è Massa. Non rompere il cazzo, Massa. Non rompere il cazzo, Pippo Massa. Massa sta tentando in tutti i modi di superare il comandone. Lo devono tenere duro. Andiamo anche più piano se possibile per salvare le gomme. Sarebbe bello fare anche un punto, comunque stare davanti è di festa. Pippo Massa, madonna del signor. Cioè anche se sono più lento non mi puoi venire addosso, stai attento punto, ecco. Cagatissima veneziana. Sti qua che loro vengono addosso a me e io vado addosso a loro. Stronzoni che non siete altro. Che purtroppo ragazzi ho anche poco tempo per giocare, nel senso io ho voglia anche di registrare, però dovrei allenarmi un po'. Ragazzi è entrata la safety car ma veramente non so il perché, cioè io ho detto adesso faccio un po' di giri senza commentare per poi riprendere dopo la sosta di box. Qua mi entra la safety car così, non l'ho proprio capita, non l'ho proprio capita. Adesso vediamo se gli altri vanno nei box, adesso è un casino però, Tanto 18 macchine in pista, ma veramente io ero là tranquillo. Secondo me è successo qualcosa dietro, perché davanti, non, come si dice, non avevo problemi. Dietro forse le Ferrari, non so se magari nel frenare troppo
Però le Ferrari, vediamo se vediamo la Ferrari. Ma la Ferrari non c'è. Fatalità, non stavo registrando quell'attimo. E tac. Dio santo, non ho parole. Non ho parole per descrivere questo vaneggio. Vabbè, meglio per me, insomma, safety car è positiva. Vedi, questo è il bello della Formula 1, che ogni tanto possono succedere cose che scompigliano il tutto. Comunque stavo girando abbastanza bene nel periodo non collegato, perché ho detto cerco di fare 2 o 3 giri senza commentare, così magari da portare la macchina ai box, visto che questo è un circuito che mi sta sui coglioni. Però alla fine è arrivata la safety car, che veramente vi giuro ragazzi non so perché è entrata. Cioè, secondo me è stato un incidente. Io ho visto Alonso, ma Alonso era dietro, io avevo un piccolo margine dagli altri, io non capisco. Ce l'avevo il margine, io non avrei problemi a dire che ero stato io a far tutto, casini. Ma io sono convinto che la safety car è entrata non per colpa mia, perché ho frenato troppo. Io provo ad andare ai box a sto punto. Vediamo se è una strategia azzeccata. Vai. Bravi ragazzi, bravi. Adesso ci gustiamo il Gran Premio fino alla fine, chiaramente. Ma i vaneggi comendiani, ragazzi, mamma mia. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare i pneumatici. Buono. Adesso dobbiamo tenere le gomme. Adesso devo andare dietro la safety car. La safety car. Tieni la posizione, non Seconda volta che entra in questo mondiale. Ho capito, troppo lento, ma che cazzo devo fare? Oh. La distanza dalla vettura. Ok, siamo vicini alla safety. Recupera terreno. Buono, dai che siamo vicini. Ah, Dio mio. In 4 gare, 2 safety. Ok. Dai che ci siamo. La safety car rientra nel corso di questo. Buono, adesso. Vai ragazzi. Ricomincia la gara. Vai, via. E ricomincia la gara. Michelle è elevata, proviamoci. Tutte vanno nei box. Beh, molto bene. Ai box in questo momento. Siamo quarti ragazzi. Piloti in uscita dalla pit lane. No, va pian, va pian, va pian. Ragazzi, dobbiamo tenere sto quarto posto. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi, ha impostato il motore. No, se portiamo a casa al quarto posto è un culo comendiano storico. È un culo comendiano storico. Sono andati ai box nel momento giusto. Tattica comendiana azzeccatissima. Adesso lasciamo pure andare gli altri, dato non mi interessa. E dobbiamo prendere sto quarto posto. Comunque le gomme avevano tenuto leggermente meglio rispetto alla Malesia e alla Cina, sono contento. Ci sono dei detriti sui pneumatici, aspetta che si stacchino e cerca di restare sulla traiettoria ideale. Mica è provo vecchio, ma non è semplice. Attenzione al maldo, attenzione al maldo. Mamma mia il maldo, mamma mia il maldo. Attenzione, problemi, forse problemi per Rosberg, dimmi di sì. Ragazzi, problemi per Rosbiff forse. Mamma che culo. Mamma che gara. O ha le ruote andate o ha problemi. Forse non ha non capisco. Mamma mia che gara ragazzi. Faccio fatica a commentare perché è una gara incredibile.
Però Rosberg è impossibile che a sto passo. Dai comandone, mamma mia, siamo quarti, non che credo. Quarto posto, no. No, maledetto. No, sta in pista, comandone. Maledetto Gutierrez. Che sofferenze, ragazzi, che sofferenze. Rosberg ha dei problemi però, perché comunque va più lento rispetto agli altri. La vettura che ti segue tenta il sorpasso, non preoccuparti. Deve effettuare un passaggio obbligato ai box. Ok, allora non per i coglioni. Ha le gomme finite, ragazzi. Rosberg ha le gomme finite, secondo me. E se è così è podio. Ma stiamo calmi. Gran calma come Indiana. C'ho il Guti. C'ho il Guti. È pesante sto Gutierrez però, Andate ai box, Rosbiff, dimmi di sì. Qualcuno va ai box comunque. No, non va ai box. Dai venezianone. Quarto posto pesante, non so cosa dire, cioè voglio solo finire sta gara di merda. Bravo Kume. Teniamo la miscela elevata. Le gomme me le godo, ragazzi, sto tenendo bene le gomme. Sono contento di sta gara finora. Ecco, ma perché devo perdermi ste cagate, madonna santa. Il livello di carburante è buono, ma continueremo a tenerlo d'occhio. Adesso la abbasso. No, sgommatona no. No, la sgommatona. Niente, alla fine Rosberg non è andato ai box, boh, non capisco. Però aveva dei problemi Rosberg perché ha rallentato di brutto. Carburante normale. Ecco, secondo me questo è successo prima con la safety. Cioè, ci sono tutte le macchine là perché io chiaramente le blocco. E tra di loro si sono scontrati. Infatti Massa c'è, Alonso forse. Questo è successo. Oddio. I gara hanno autorizzato l'uso del DRS. Calma, Kume. Ok. L'ala anteriore della vettura dietro di te è leggermente danneggiata. E io godo. Massa intanto è quinto. Vai Pippo Massa. Sta fermando ai box in questo giro. Oddio mio, no, se portiamo a casa quarto posto, Varattori mi mangia anche il naso. Dai. Arriva Massa. Massa di merda. Abbiamo perso la posizione, ma possiamo... Grande Kumendone. a mettergli pressione. Grande Kume. Grandissimo Kume. Vediamo le gomme. Adesso stanno un po' peggiorando chiaramente perché sto battagliando con Massa e Vergne. Dai, teniamolo sto risultato, per favore. Serve qualcosa di epico. Dai Kume, con un po' di fortuna. Bravo. Mamma mia, ragazzi, 20 secondi da Rosberg, mi ha veramente umiliato. Vettel ha fatto segnare il giro più veloce della gara. Sono contento per lui. La vettura dietro di te ha il motore impostato sulla potenza standard. Ok, come noi. Quanto vai box?
Hamilton, Gigione ai box. Le gomme non ce l'hanno fatta. Grande Gigione. 18 macchine in pista intanto. Andiamo pianino, cerchiamo di tenere le gomme. Però occhio anche al Maldo, occhio anche al Maldo. Dai, come per i tuoi tifosi, che dopo le proteste di MotoGP vogliamo fare bene anche in Formula 1, anche se mi sembra un po' più dura, eh? No, no, no. Dio santo. No, quanti detriti che ho preso qua. Però le gomme secondo me sono un po' migliorate rispetto alle altre gare. E come vai, e come vai, come vai. E come don, portaci a casa il titolo. Certo ho fatto giri lenti rispetto alle qualifiche, ma oh, fioi. Più di così non riesco a fare, ragazzi. Supporto comediano e vivatori. Sempre e comunque. Mamma mia, qua l'ho rischiata tanto. Ho già Massa. Occhio Pippo Massa, mamma mia. 2 laps alla fine. 2 laps da un sogno chiamato quarto posto. E le gomme sono messe meglio. Finalmente il comedone ha fatto qualcosa di meglio con le gomme. Finalmente, cazzo. Giro record di Webber. Sta spingendo al massimo, il giro veloce è suo. Certo che ragazzi dal primo prendo veramente tanto, però. Dio mio. Devo migliorarmi veramente, perché sennò in questo momento ho un abisso. Le prime macchine. Però mi piace di più così, è più bello se ce la sudiamo. Alla fine l'obiettivo non è essere pro gamer, l'importante è vaneggiare e dominare e trombare tori. Queste sono le cose fondamentali della vita, ragazzi, ricordatelo. Trombare tori è sempre la prima cosa. Dai che siamo vicini all'ultimo giro, al final lap come indiano, per un'impresa. No. No Grosjean, no Grosjean, no Grosjean. Ultimo giro. Ultimo giro in Bahrain e le gomme hanno tenuto. Questa è una soddisfazione per me. È vero che c'è la safety car, però 1,40. Troppi secondi dal primo, però, E anche dalla mia qualifica. Va bene, dai, va bene così. Dai, come portaci a casa sto quarto posto. Portaci a casa sto quarto posto. Grande Come, dai. ...36 secondi però da Rosberg sono tanti, È vero che la Force India, però... sono comunque tantini. Ma chi se ne frega, li parte a fare punti. Andiamo piano, andiamo piano. Va a vincere il Bibitaro Vettel, mamma mia Vettel, è un dominatore anche nei giochi. Dai, come poche curve separano il Comedone da un quarto posto storico. Bravo, Kuma. Dai che ci siamo, la benzina è andata. Dai, Kuma.
Dai, come che arriva al quarto posto? Dai che arriva al quarto posto! Incredibile, incredibile in Bahrain! Champagne nel deserto, champagne nel deserto! E vaffanculo, mangiatevi il cazzo! Quarto posto, con tanto culo, ma anche con cuore, vaffanculo. Questi sono punti pesanti in ottica mondiale. Grande come Ben fatto, hai conquistato 12 punti. quarto posto. Vediamo i ritirati per capire un po'. Allora, Button, Chilton, Alonso, Bianchi. Allora chiaramente, vabbè, Chilton e Bianchi sicuramente erano ultimi, quindi non c'entrano niente. Probabilmente nella lotta Alonso-Button nel frenare si sono scontrati. E succate, io godo. Oh ragazzi, è bello che così. Conquistato la 9ª posizione Bene. nel campionato piloti. Molto bene, ben fatto Come, ragazzi. Vettel è già in fuga, puttana merda. Bene, bene, costruttori, siamo sesti. Sarebbe bello arrivare almeno quinti, però la vedo un po' dura, perché non sempre abbiamo sti colpi di culo. E come c'è, e come c'è, e il cume c'è, e il cume c'è, e di resta dov'è, la 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 la. Grande come no. Che sofferenza però. Adesso vediamo un po' cosa. Vediamo un po' i messaggini dalla scuderia. Commenda la meglio su pole di festa. Vittoria memorabile per Sebastiano. Maledetto Sebastiano. Vai su, vai su, vai su. Bella, livello 3. E si gode. Allora, mail. Allora, per Catalogna, questa è una gara già più favorevole, abbiamo pioggia battente in qualifica e nuvoloso in gara. Ok, quindi cominciamo con i weekend balordi. Dati gara, siamo in vantaggio adesso, arriva in vantaggio 3-1, podi 0-0, qualifica 2-2, questo sono contento che in qualifica comunque me la sto cavando, giri veloci, vabbè 0-4 è proprio il passo gara il mio problema, punti in campionato 19-8, totale 2-5, 1-5 e io godo, e io godo, e io godo. Ok raga, bene, quindi abbiamo fatto una quarta gara strepitosa, veramente champagne nel deserto, anche se non abbiamo preso il podio, ma comunque è stata una gara mondiale, una gara devastante, e niente raga, un saluto dal Cumendone. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.